In queste bellissime caratteristiche zone, circa 20 anni fa, quando il cervo giunse ad un passo dall'estinzione, il WWF istituì l'oasi di Monte Arcosu. La riserva naturale WWF di Monte Arcosu nasce nel 1985 grazie a una sottoscrizione popolare promossa dallo stesso WWF che aveva risposto a un annuncio apparso su un quotidiano sardo. I proprietari volevano mettere in vendita quest'area e il rischio che questa finisse nelle mani degli speculatori era altissimo. Il rischio era anche quello di vedere decimata una delle più importanti popolazioni di cervo sardo, il Cervus elaphus corsicanus. Quindi grazie a questa sottoscrizione l'associazione riuscì a mettere insieme la cifra necessaria per l'acquisto e grazie anche a un contributo della Comunità Europea. Oggi Monte Arcosu rappresenta l'oasi più vasta del WWF Italia, fra le 130 che l'associazione gestisce. E la scommessa da parte del WWF diciamo che è stata vinta perché nel 1985, quando l'associazione acquistò l'oasi, il numero dei capi dei cervi sardi si attestava intorno ai 100 esemplari. Oggi, a distanza di poco più di 20 anni, la popolazione del cervo sardo ha raggiunto oltre le 1000 unità. 3600 ettari di macchia mediterranea è un territorio molto vasto da controllare, le guardie WWF e quelle del Corpo Forestale ce la mettono tutta, però è importante proseguire nella campagna di sensibilizzazione dell'opinione pubblica. Oh Nando, ciao. Ciao. Beh, cosa hai trovato? Sì, sono il filo di lacci, vedi? Ah, Ce ne sono lì. ne hai già tolto abbastanza? Sì, un bel filo. Togliamo. E questo è il tipico laccio che utilizzano i bracconieri, è una trappola che serve a catturare la selvaggina, soprattutto cervi e cinghiali. L'animale quando passa nel sentierino ci mette la testa o la zampa, tende a tirare, trascina con sé il laccio, il quale si chiude, si stringe e non molla più. In questo caso il cervo o il cinghiale, se è preso al collo muore quasi subito, ma se è presa la zampa formano anche dei giorni prima di soccombere. Parlare di caccia selettiva, di abbattimento in un eventuale futuro del cervo sardo secondo noi risulta diseducativo. Diseducativo perché il cervo sardo è una specie ancora purtroppo minacciata di estinzione e i passi che devono seguire sono innanzitutto quelli di un ripopolamento della specie nelle aree geografiche della Sardegna dove si può reintrodurre, quelle aree che sono rimaste ancora intatte dal punto di vista naturalistico e paesaggistico. In un secondo momento si potrà pensare ad esempio a inviare, trasferire degli esemplari di cervo sardo da località dove sono in esubero, ad esempio nella vicina Corsica, dove il cervo sardo è anche lì presente in una popolazione decisamente inferiore rispetto a quella della Sardegna, per cui oggi la cosa più importante è fare in modo che il cervo sardo, così come molte altre specie di animali che si sono purtroppo estinti in Sardegna, tornino a conquistare determinati areali che ancora mantengono le condizioni ottimali per poterli ospitare. Direi quindi che la conservazione del cervo sardo, così come quello di altre specie animali, deve rappresentare un dovere civile e morale di tutti quanti, dei sardi e dei non sardi, di chi non è cacciatore ma soprattutto di chi svolge l'attività venatoria nelle nostre montagne, a cui noi chiediamo maggiore attenzione e maggiore sensibilità.